Buonasera e buona vigilia di Ferragosto. Vediamo i titoli di questa edizione del TG Sicilia. La vacanza a Rodi si trasforma in una tragedia per un gruppo di amici. La moto su cui viaggiava una coppia si scontra con un pullman. Muore una 19enne originaria di Vittoria, ferito il fidanzato. Giallo a Messina, sarà l'autopsia a chiarire la causa della morte di madre e figlia, trovate entrambe senza vita nella loro casa, non un biglietto d'addio o segni di violenza. A Palermo un tour in bici a pagamento attraverso i luoghi delle vittime di mafia. È l'iniziativa di Addio Pizzo Travel che però divide i cittadini. Vigilia di Ferragosto, tra controlli e divieti, Palermo dichiara guerra agli eccessi ferragostani. A Catania boom di turisti che affollano bar, ristoranti, B&B e grandi magazzini. Crisi idrica, i sindaci siciliani requisiscano i pozzi privati. Così il capo della protezione civile Cocina, intervenuto in prefettura d'Agrigento. Intanto a Naso, nel Messinese, si scava un pozzo e viene trovata l'acqua. Grande attesa a Messina per la processione di domani della Vara, la tradizionale festa di Ferragosto che porta nelle strade della città migliaia di devoti. Calcio, è già tempo di campionato. In Serie B il Palermo gioca il giorno dopo di Ferragosto. In C per il Catania, domenica l'esordio in Coppa Italia con il Crotone. Nel frattempo tiene banco il mercato. Lo avete sentito nei nostri titoli, dolore e commozione per Nicole Lorefice. Questo è il nome di una ragazza di 19 anni morta tragicamente a Rodi mentre si trovava in vacanza con gli amici. La giovane, originaria di Vittoria, comune del Ragusano, era in moto con il fidanzato quando si sarebbero scontrati con un pullman. Sono in corso le indagini della polizia greca sul corpo della giovane, disposta l'autopsia. Veronica Barbarino. Sembra un brutto sogno e non riusciamo a crederci. Era la vacanza dei tuoi sogni, ne parlavi tanto, ne eri così felice. Una ragazza garbata e silenziosa che aveva solo voglia di vivere la sua età. Dolore e commozione tra gli amici e conoscenti di Nicole Lorefice, 19 anni, vittima dell'incidente stradale che si è verificato a Rodi, una delle isole della Grecia. La giovane, in vacanza con il fidanzato e con alcuni amici, si trovava in sella ad una moto che si è scontrata contro un autobus. La peggio è toccata alla ragazza, che ha riportato gravissime lesioni e un'emorragia cerebrale. I medici, nonostante un intervento chirurgico, non sono riusciti a salvarle la vita. Il fidanzato, anch'egli ferito, è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Ad avvisare le famiglie, già in viaggio per l'isola dell'Egeo, sono stati gli amici che viaggiavano con la coppia. La salma adesso si trova nell'obitorio dell'ospedale e la magistratura ha disposto l'autopsia. Nicole, che lavorava come estetista, viene ricordata da tutti anche attraverso i social, con foto e frasi. Tra queste quella di Federica. Ho questo ricordo con la dolce Nicole, in foto con 5 ragazze sorridenti, mentre mostrano il diploma di estetista. E adesso il giallo di Messina, sarà l'autopsia a chiarire la causa della morte di madre e figlia trovate entrambe senza vita nella loro casa, non un biglietto d'addio oppure segni di violenza. Giusy Lazzara. Sono morte insieme, l'una accanto all'altra, in 2 letti vicini. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di madre e figlia di 89 e 62 anni, trovate ieri sera nella loro abitazione nel quartiere Annunziata a Messina. Non un biglietto d'addio o segni di violenza. L'appartamento era chiuso dall'interno, non ci sono tracce di scassinamento. In casa, la polizia che sta indagando non ha trovato farmaci che possano far pensare ad un doppio suicidio. L'ipotesi più accreditata al momento, ma non si esclude alcuna pista, è che una delle due sia morta naturalmente e l'altra non ce l'ha fatta, straziata dal dolore. I corpi in stato di decomposizione sono stati scoperti ieri sera quando i vicini di casa hanno lanciato l'allarme. Da giorni non avevano più visto le 2 donne, si sentiva un cattivo odore provenire dall'appartamento che aveva fatto crescere la preoccupazione che fosse accaduto qualcosa. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa li hanno trovati ormai senza vita. Le 2 donne conducevano un'esistenza discreta, non uscivano spesso di casa, qualcuno avrebbe visto la figlia 4 giorni fa, poi il silenzio. E
E ancora per la cronaca, un nuovo caso di aggressione a dei medici e infermieri. Un palermitano di 24 anni è stato arrestato all'ospedale Buccheri La Ferla per violenze e minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, nel corso della visita medica senza alcun motivo apparente, ha iniziato ad agitarsi e a dare in escandescenze appunto contro i medici e il personale sanitario. È stato bloccato dalla polizia. E adesso cambiamo argomento. Sempre più spesso ai vertici, quando i boss sono assenti, di frequente custodiscono i segreti e la cassaforte dei clan. Stiamo parlando delle donne di mafia, ma a volte collaborano anche con la giustizia. Due nuovi casi nelle ultime operazioni antimafia. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Donne ai vertici, anche nella criminalità organizzata, spesso sono loro a gestire gli affari, altre volte, come dimostra l'ultima operazione della Guardia di Finanza di Palermo, scelgono di rompere il muro dell'omertà e di denunciare il marito. Il caso è quello di Sara da Silva Barros, moglie dell'imprenditore Giuseppe Bruno, arrestato, che gestiva gli affari milionari del boss di Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso. Lei conosceva tutti i segreti del marito. E per una donna che parla ce n'è un'altra che resta in silenzio, è Margherita Riccobono, figlia del boss Riccobono ucciso dai corleanesi e moglie di Michele Michalizzi, uno dei due boss del gelato, arrestati lunedì scorso nell'inchiesta che ha colpito Brioscià. Anche in questo caso i finanzieri hanno scoperto che la donna era a conoscenza di tutti gli affari sporchi del marito. Un rapporto OSCE del dicembre 23 ha certificato su scala internazionale che troppo a lungo c'è stata una tendenza a sottovalutare la componente femminile delle organizzazioni criminali per una forma di paternalismo giudiziario e per radicati stereotipi di genere. Di questo la letteratura scientifica e le esperte erano consapevoli da tempo. Esistono numerosi studi, quasi esclusivamente di ricercatrici donne, che da almeno 2 decenni segnalano questo ritardo. La storia racconta che le donne di mafia hanno spesso sostituito i boss in loro assenza. Giusy Vitale fu la prima a capo di un mandamento, fu condannata per associazione mafiosa nel 98. Da lì in poi sempre più spesso gli investigatori hanno riscontrato il ruolo di donna capomafia e quando la donna non dirigeva direttamente gli affari del clan, certamente ricopriva ruoli di vertice. L'ultimo caso, quello della sorella del boss Matteo Messina Denaro. Rosalia gestiva la cassa della famiglia mafiosa e la rete di trasmissione dei pizzini, consentendo così al boss di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza, finita poi con l'arresto nel gennaio del 2023. Un tour in bici a pagamento attraverso i luoghi delle vittime di mafia. Questo accade a Palermo, è l'iniziativa di Addio Pizzo Travel che però divide i social. Sentiamo. Via D'Amelio, l'Albero Falcone, il lungomare e il centro storico. L'idea di Addio Pizzo Travel è quella di far scoprire ai turisti in visita a Palermo i luoghi della violenza mafiosa culminata con le stragi del 1992 attraverso una pedalata guidata di 12 km. Tutto alla modica cifra di 42 euro a persona. Compreso nel prezzo ci sono la bici, il gelato pizzo free e una borraccia termica con la scritta No Mafia. Una iniziativa controversa che divide, ma non è l'unica, perché se da un lato c'è la scelta di una cooperativa sociale tour operator che propone, così spiegano sul loro sito, turismo etico per chi dice no alla mafia, alla scoperta dei luoghi e delle storie più significative della lotta antimafia, per regalare un'esperienza di vera partecipazione con consapevolezza di non lasciare nemmeno un centesimo alla mafia, dall'altro c'è l'indignazione di chi negli anni ha visto il malcostume diffuso dell'antimafia che sulle vittime e sui martiri della criminalità organizzata ha fatto affari a tutti i livelli, considerando la memoria una prerogativa quasi esclusiva. Il tema, ribaltato sui social, divide e diventa ancora una volta controverso. È giusto sfruttare i luoghi, i nomi e la memoria di chi ha pagato con il sangue il prezzo di una terra corrotta e sfortunata? È rispettoso fare della memoria un'attrazione turistica a pagamento? Negli Stati Uniti, tanto per citare il paese emblema della cultura capitalistica, tutto questo sarebbe normalissimo, anzi quasi dovuto. Ma in Sicilia, nella terra che quotidianamente paga le ingerenze dei clan, sembra quasi una mancanza di rispetto, come se la lotta alla mafia fosse stata trasformata in prodotto di marketing.
Ed è stato dimesso Domenico Viola, l'operaio scampato alla strage di Casteldaccia avvenuta lo scorso 6 maggio, che costò la vita a 5 suoi colleghi mentre stavano lavorando nella rete fognaria. Dopo il ricovero al Policlinico, in rianimazione prima, in medicina poi, l'uomo era stato trasferito a Villa delle Ginestre, struttura di riabilitazione di Palermo. Adesso potrà passare il Ferragosto a casa. E a proposito di Ferragosto, apriamo la nostra ampia pagina dedicata a questa festa estiva. Partiamo da Palermo. 200 agenti di polizia municipale sono stati dispiegati per controllare parchi, spiagge e aree demaniali durante appunto la notte di Ferragosto e garantire il rispetto dei divieti di accendere fuochi, bivaccare e consumare alcolici. Palermo quindi dichiara guerra agli eccessi ferragostani e predispone perfino un servizio notturno di pulizia delle coste del Parco della Favorita. Ci dice tutto Manlio Viola. Falò vietati in spiaggia e nelle riserve naturali, divieto di eventi lungo la costa, di accampamento fino a tutto il 16 agosto, vietato vendere e consumare alcolici all'aperto per tutta la notte di Ferragosto e fino alle 7 del mattino del 15. Sono scattate già da ieri, 13 agosto, le disposizioni previste da un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla in occasione proprio del Ferragosto. Per vigilare sul rispetto dei divieti, la Polizia Municipale ha già intensificato i controlli sul territorio, presidiate in particolare le spiagge di Mondello, Sferacavallo, Vergine Maria e Arenella. Controlli anche nel Parco della Favorita da parte della polizia a cavallo. Previste inoltre postazioni autovelox e controlli con l'etilometro per contrastare l'abuso di alcol alla guida. Il servizio di polizia urbana si occuperà infine di reprimere anche l'abusivismo commerciale. La sicurezza durante il Ferragosto è stata al centro anche della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta sotto la presidenza del prefetto. È stato deciso di potenziare i controlli sul territorio anche in provincia e in particolare nelle zone turistiche e lungo le strade. Rafforzate anche i servizi della Guardia Costiera per vigilare sulle spiagge e garantire la sicurezza in mare. Previsti inoltre interventi straordinari di pulizia degli arenili con 20 operatori che saranno impegnati per tutta la notte fra il 14 e il 15 agosto. Già all'1 della notte di Ferragosto partono le operazioni di raccolta rifiuti che proseguiranno fino al completamento delle attività di pulizia. Ordinanze simili sono state adottate anche in provincia. Divieti sono stati emanati a Carini, Altavilla Milicia, dove già è stata sequestrata una tendopoli abusiva, e Bagheria. Vigilia di Ferragosto a Catania tra cartelli con su scritto chiuso per ferie, strade deserte e pochi residenti in giro. Vediamo. Stiamo cercando un bar, in questo momento è tutto chiuso. Saracinesche abbassate, uffici chiusi, lucchetti, annunci alla clientela e, nella migliore delle ipotesi, orari ridotti. Catania chiusa per ferie a Ferragosto, come vuole la tradizione, con strade deserte e pochi negozi aperti. Atmosfera surreale in via Caronda, via Torino, via Battista Grassi, solitamente intasate di auto ed ora desolatamente vuote. Complice il gran caldo e, ad eccezione del centro storico stracolmo di turisti, sono poche le persone in giro. Chi esce lo fa per necessità. Sì, perché il mio beneficio di sotto è chiuso. Devo dire che ho avuto difficoltà, lo dico così ridendo e scherzando, nel fare semplicemente il prelievo del bancomat. Prelievo non disponibile. Parola d'ordine: idratarsi, e non potrebbe essere altrimenti. Cosa stai bevendo? Una spremuta d'arancia, siciliana. Di dove sei? Delle Marche. Chi può cerca refrigerio a mare, ovviamente gettonata la playa. Per tutti gli altri non resta che stringere i denti, compreso chi transita o lavora all'aeroporto Fontana Rossa, dove la canicola sembra non risparmiare alcune zone dello scalo etneo. A segnalarlo è l'UGL, che sollecita interventi a tutela degli addetti alla ristorazione, costretti a lavorare in condizioni disagiate e con temperature insostenibili. Dicevamo pochi residenti in giro, ma tanti turisti. Catania infatti è una delle mete più gettonate di questo Ferragosto. Tonino De Mana. Il trenino pieno di gente che percorre via Etnea, si guardano intorno e salutano festosi. È l'immagine simbolo di Catania che per Ferragosto fa registrare il tutto esaurito. Previsioni della vigilia rispettate con alberghi, B&B, ma anche ristoranti e bar pieni, segno evidente di una città fortemente attrattiva. Valigia in mano chi viene e chi parte, ma tutti apprezzano le bontà siciliane. Dolce o salato, non fa differenza. Yeah, it's my favorite. Pistachio. La granita l'hai assaggiata? Sì, è molto buona. Con la panna. L'arancino l'hai mangiato? Sì, provato. C'erano grosse aspettative, tutte mantenute. Anche il cannolo, buonissimo. Appena rimangiato.
Abbiamo mangiato tanto pesce, buono, Ci tornerai? certo, sicuramente. Mare, arte, cultura, ma anche shopping. Sono i turisti stranieri a muovere l'economia. Lo rivela un report di Banca Italia e lo confermano alcuni dei nostri intervistati. Meno male che ci sono i turisti stranieri a Catania che muovono l'economia catanese. I turisti se ne spendono oppure no? Qualcuno sì, qualcuno no. Qualche tedesco, qualche spagnolo sicuramente sì. Rispetto agli italiani poco un po' di più, ecco. Il turista straniero chiede lo sconto oppure no? No, gli stranieri no, i siciliani indubbiamente sì. Se i capi costano 20 li vogliono per 10. Insomma, diciamo che cercano in qualche modo di barattare anche il prezzo. Non va in vacanza alla cultura? Per Ferragosto aperti il Castello Orsino dalle 9 alle 19, il Museo Bellini e la chiesa monumentale di San Nicolò l'Arena. E buone notizie per chi insomma il Ferragosto lo trascorrerà a Stromboli, perché c'è il via libera alle escursioni con guide sino a 400 metri. A stabilirlo un'ordinanza del sindaco Riccardo Gullo, che consegue alla normalizzazione dell'attività vulcanica e del passaggio del livello di allerta da arancione a giallo. Invece, per quanto riguarda l'Etna, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che dalle telecamere di videosorveglianza si osserva un'intensificazione dell'attività stromboliana al cratere Voragine. Il modello previsionale di dispersione di un'eventuale nube vulcanica dovrebbe dirigersi verso est-sud-est. Speriamo che l'Etna non ci riservi qualche brutta sorpresa per questo Ferragosto, ma soltanto tante belle immagini spettacolari. E adesso cambiamo argomento, parliamo di crisi idrica, perché le riserve idriche sono a rischio esaurimento. I sindaci siciliani requisiscano i pozzi privati. Queste le parole del capo della Protezione Civile Cocina in prefettura ad Agrigento. Il servizio di Davide Sardo. Le prospettive meteo non sono per nulla confortanti e l'unico rimedio al momento sono i pozzi e l'acquisto di nuove autobotti. Così ha ribadito il capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina, coordinatore della cabina di regia regionale per l'emergenza idrica, intervenuto ad Agrigento in prefettura, accolto dal prefetto Filippo Romano, che gli ha rappresentato la gravissima condizione in cui versa la città e la provincia, tormentata da turni anche di oltre 30 giorni, con le autobotti introvabili, seppur pagate a peso d'oro dagli utenti. Cocina ha ribadito quanto contenuto in una circolare appena diramata ai sindaci e agli enti gestori del servizio idrico nell'isola, ovvero che è opportuno quanto urgente che si adoperino per ricercare nuovi pozzi o riattivare pozzi già esistenti e acquistare nuovi autobotti con i fondi già a disposizione da parte della Protezione Civile. Trovare nuovi pozzi di acqua, sappiamo che ce ne sono, lo sanno i sindaci che conoscono il territorio, possono requisirli così come è stato scritto da noi in diverse direttive. Grazie a questi nuovi pozzi che troveremo potremo trovare l'acqua che serve per gli scopi sia potabili sia irrigui. E anche a Trapani, al Comune, si è svolta una riunione sulla crisi idrica convocata dal sindaco Tranchida, che ha fatto il punto sulla situazione a pochi giorni dal sequestro di 2 pozzi in via Salemi e uno in via Tenente Alberti, che come accertato dall'ASP non erano potabili, ma dai quali 2 società hanno continuato a prelevare acqua e a distribuirla ad hotel, ristoranti e privati. Intanto al Naso, piccolo comune dell'area dei Nebrodi con 3.500 abitanti, si è verificato, possiamo dire, un piccolo miracolo. L'amministrazione locale è riuscita a scavare un pozzo che fornisce acqua tale da rendere il comune autonomo. Sentiamo. Nella Sicilia della crisi idrica, fra guerra delle autobotti e aree dell'isola dove l'acqua arriva addirittura una volta al mese, c'è un paese dei Nebrodi, un'isola felice dove l'acqua non manca né per gli abitanti né per i turisti e villeggianti. È quello che è stato già definito il miracolo di Naso, comune messinese di 3.500 abitanti, proprio sui Monti Nebrodi. Il sindaco di Naso, Gaetano Nani, senza aspettare aiuti esterni, con fondi comunali ha realizzato un nuovo pozzo dal quale sgorgano oltre 300 litri di acqua al minuto. Le condotte idriche di Naso quindi saranno piene e a pieno regime.
Dopo aver monitorato un po' i livelli dei pozzi e delle risorse idriche che abbiamo, sostanzialmente 2 su tutto il territorio, questo livello scendeva costantemente giorno dopo giorno. Allora, siccome avevamo la possibilità di scavare un nuovo pozzo adiacente ad un'altra risorsa idrica importante sul nostro territorio, la risorsa di Capito, praticamente ho emesso un'ordinanza, quindi in deroga a tutte le norme previste dalla legge. Siccome siamo in guerra e praticamente la regione siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di calamità, e allora io, in qualità di rappresentante del governo, ho emesso un'ordinanza e ho autorizzato il mio ufficio a scavare un nuovo pozzo, e siamo stati, come dire, fortunati. Estate tranquilla dunque, anche se la popolazione del centro raddoppia ad agosto per i tanti villeggianti, ma l'amministrazione del piccolo comune non si culla sul sia pure ottimo risultato raggiunto e già a settembre ha in mente di avviare altre azioni per farsi trovare pronta anche nel caso in cui le piogge tardino ulteriormente dopo settembre. E adesso cambiamo argomento. Lo spettacolo a Catania, 27 tangueros da paesi diversi e da 30 città italiane si riuniscono per il Festival internazionale di tango argentino. Sentiamo. Catania per 6 giorni diventa capitale europea del tango argentino, con il festival che accoglie 27 tangueros da paesi diversi e 30 da città italiane. Un evento per i ballerini più appassionati, aperto anche al grande pubblico che il tango vuole gustarlo, ascoltarlo e vederlo. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte. Appassionanti le esibizioni, tra gli altri di Gioè Corbata e Lucilla Cionci, Riccardo Astrada e Costanza Veito, e i catanesi Angelo e Donatella Grasso. La 22esima edizione del festival, Le Ciminiere, fino al 18 agosto. Sarà anche il campus estivo di tango con milonghe, seminari e stage. A Messina, grande attesa per la processione della Vara, la tradizionale festa di Ferragosto che porta nelle strade della città migliaia di devoti. Francesco Triolo. È la festa dei messinesi, la processione della Vara del 15 agosto, 500 anni di storia per un evento che nei secoli ha sempre raccolto attorno al carro votivo dell'Assunto a migliaia di persone. Ogni anno 2 ali di folla che accompagnano la processione da piazza Castronovo al Duomo al grido di Viva Maria. I preparativi sono iniziati da giorni con la città che si è vestita a festa. Lungo la via Garibaldi installata la scia di stendardi che raffigurano lo stemma della città, le luminarie già montate, concluse le operazioni di scerbatura che nell'ultimo mese Messina Servizi ha effettuato non solo lungo il percorso della Vara ma anche nelle tantissime vie limitrofe. Il carro votivo ha preso forma a piazza Castronovo, mentre a piazza Unione Europea sono arrivati dopo la tradizionale passeggiata da Camaro anche i giganti Mate e Grifone, quelli che la leggenda vuole siano i fondatori di Messina. Il loro posizionamento di fronte al comune è il segnale che i festeggiamenti entrano nel vivo, un colpo d'occhio anche per i migliaia di crocieristi approdati in città che non hanno perso l'occasione di farsi scattare una foto. Il programma della Vara prevede la partenza della processione domani alle 18:30 e l'arrivo a Piazza Duomo alle 21, dopo essere stata sospinta dalla fatica, dalla devozione e dalla passione dei tanti tiratori che si ritrovano sotto il cippo ogni anno. Il momento clou, come sempre, è la svolta, quel movimento particolarmente complicato e pericoloso che dalla via Garibaldi poi porta in via 1 settembre e quindi a piazza Duomo. È il momento più atteso al termine della processione, poi in cattedrale, la messa celebrata da Monsignor Santo Rocco Cangemi, nunzio apostolico in Serbia. E noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, con il Palermo che si prepara al campionato di Serie B che partirà subito dopo Ferragosto, e poi anche il Catania scende in campo con la prima di Coppa Italia. Tutto questo tra poco, restate con noi.
Ancora ben trovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio perché è già tempo di campionato, il Palermo scende in campo il giorno dopo Ferragosto per quanto riguarda naturalmente la Serie B. Per quanto riguarda la C invece il Catania domenica esordirà in Coppa Italia contro il Crotone, intanto tiene ancora a banco il mercato, ci dice tutto Marco Carli. La Serie B comincia col Palermo, rosanero in campo per primi il giorno dopo Ferragosto, in casa del Brescia dopo l'ottimo viatico rappresentato dalla vittoria di Parma in Coppa, con Dionisi pronto a confermare il tridente Insigne, Brunore e Di Francesco. Sul mercato sono proprio gli attaccanti a tenere banco, Zrnak e Allende, i due nomi accostati ai rosa. In difesa ancora Ferrari, il giocatore che farebbe al caso, così come Ceccherini del Verona. Pronto all'esordio casalingo il Catania che domenica alle 21 in casa per la Coppa Italia di C, i rossazzurri detengono il trofeo, giocherà contro il Crotone. Gli etnei si allenano al Massimino e attendono il consueto contributo del pubblico vicinissimo ai colori, come dimostrano i numeri della campagna abbonamenti. Nel frattempo la priorità di Faggiano è sfoltire la rosa e alleggerirsi dai contratti più pesanti di Carmine, Chiricò e Teio i nomi. Su Castellini la società non vorrebbe privarsi ora del giocatore, ma ovviamente è il mercato a dettare tempi ed eventuali decisioni. Sugli arrivi ballano sempre i nomi di Gomez, Montalto, De Rose e di Lunetta e Guglielmotti per la ratifica degli accordi. Altro colpo di mercato per il Trapani che ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Carriero nelle ultime 2 stagioni in B col Cittadella. Il giocatore ha firmato un contratto biennale. Per completare l'organico i Granate, in ritiro a Torino fino a venerdì, vigilia della gara di Coppa Italia di C col Monopoli, sono alla ricerca di un forte difensore. Si fa il nome dell'argentino Torrent del Central Cordoba. In casa a Messina, Franco piace al Monopoli e soprattutto al Picerno. Qualora partisse servirebbe coprire un altro buco, questa volta a centrocampo, in una rosa che già in porta e in attacco andrebbe notevolmente rafforzata. Intanto per quanto riguarda il mercato in uscita della Catania, Milos Bocic, precedentemente ceduto alla Taranto in questa sessione, si sposta sempre in prestito dalla società rossazzurra al Latina. E con questa notizia noi chiudiamo questa edizione del TG Sicilia. Come sempre grazie per averci seguito. Da parte nostra un buon proseguimento di serata e una buona vigilia di Ferragosto.